Dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Filo Diretto. Ed eccoci qua, bentornati, benvenuti anzi in questa fascia oraria, questa nuova trasmissione. Io sono Alessandro Verri e staremo insieme fino alle 19:30 in compagnia, oltre a me, di tanti ospiti. E anzi, chiamiamo subito il primo ospite, Francesco Giani, consigliere di Municipio 7 e capogruppo della Lega. Insieme a Francesco in questo primo blocco parleremo un po' di Milano e delle notizie legate alla città capoluogo della nostra regione Lombardia. Ciao Francesco, ci senti? Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito Ale, grazie. Grazie a te, grazie per essere presente. Io partirei, intanto purtroppo dobbiamo dare questa notizia ai milanesi, anche oggi piove. Io non sono a Milano in questi giorni, quindi sono un po' indifferita, non solo localmente, però mi dicono che ci sono state altre bombe d'acqua e sta piovendo e fa ancora freddo, nell'anno più piovoso della storia. Almeno non ci dirà il comune a questo giro che è tutta colpa della siccità, che non si può fare nulla, anche se ultimamente ci dicono che, cioè, il verde non viene curato perché piove troppo. Ogni anno è colpa del clima, c'è sempre una scusa ormai del meteo per non dire che ci sono degli incompetenti che invece ci governano. Sei partito subito forte, di solito si dice Sì, sì, giusto così. piove governo ladro, in questo caso è la città, il governo della nostra città, potremmo Governo tranquillamente dire cittadino, governo certo. cittadino, dovremmo coniare un nuovo termine, governo cittadino ladro. Anzi, a Milano, come hai ben sollevato te, addirittura per tutelare l'ambiente hanno ben pensato di non tagliare più l'erba, in realtà è semplicemente una scelta per far quadrare i conti dell'amministrazione comunale, ma con il problema che invece si è creato in tutte le zone della nostra città, in tutte le aree verdi, con un forte problema. Intanto per chi ha un'allergia, ma poi anche per tutti quegli animali, quei nostri amici a quattro zampe, che hanno con l'erba alta il problema dei forasacchi. Certo, ma questo è l'ambientalismo radical chic, perché fanno questa cosa del dire che c'è più biodiversità, c'è più verde in città, aiutiamo la flora e la fauna locale, però poi c'è una discrepanza assoluta tra il centro e le periferie, perché in centro è ancora tutto ben curato, comunque il verde, uno va a Parco certo. Sempione, è ancora tutto un prato all'inglese e quant'altro. Poi uno va in periferia e invece c'è l'oggettiva giungla, ma non c'è la giungla nei parchi urbani, c'è nelle aree cani e nelle aree verdi dove vanno a giocare i bambini o vanno gli anziani a fare una passeggiata, così lì non ci si può più sedere. Io vedo delle foto che mi mandano a qualche periferia come Baggio, Quinto Romano, in cui ci sono queste panchine sommerse dall'erba, che non è che non viene fatto lo stralcio ogni mese, ma qui sarà 5 mesi che non vengono tagliate l'erba per crescere, a oltre quasi, diventa quasi 1 metro d'altezza delle volte, delle cose che tu pensi che siano rovine abbandonate da decine di anni, invece è semplicemente il comune di Milano che certe zone, come dicevi te, per la scusa dei soldi, le ha completamente abbandonate, togliendo soprattutto nel periodo estivo, va bene che quest'anno non fa caldissimo, però un po' di refrigerio e soprattutto la possibilità di stare nel verde alle persone milanesi, specie che abitano dopo la circonvallazione. Sì, guarda, e poi tra l'altro hai detto una cosa molto, molto importante. Di fatto utilizzano quella classica mossa della sinistra di utilizzare l'ambientalismo unidirezionale. Tant'è che oggi una delle notizie che abbiamo ricevuto, che in realtà era già un po' nell'area, ma solo per gli addetti ai lavori, oggi è diventata anche un po' pubblica, che addirittura per l'ambiente, tu pensa, per l'ambiente hanno deciso di introdurre il pagamento per entrare all'interno della nostra città, quindi all'interno dell'area B, che di fatto è un'area, una ZTL che si estende per tutto diciamo l'area di sviluppo della nostra città, e aumentare ulteriormente il biglietto per entrare nell'area C. Quindi anche qui per un finto ambientalismo, perché dicono io aumento per non far entrare le macchine, quando però non offri un servizio di trasporto
trasporto alternativo, è chiaro che le macchine sono comunque costrette ad entrare. Cosa succede? In realtà il vero tema è che il Comune di Milano, grazie a questo provvedimento, farà ancora più cassa nei confronti delle tasse, facendo pagare ancora più tasse ai milanesi, e di fatto poi non si sa bene neanche dove li va a spendere, perché di servizi nei confronti dei cittadini milanesi noi negli ultimi anni ne abbiamo visti molto pochi. Anche tu, che sei un consigliere di municipio, del municipio 7, quindi uno dei municipi con le più grosse criticità, ricordiamo che è il municipio che ha più alloggi popolari della nostra città, è il municipio dove San Siro è un po' il simbolo, no, del ghetto milanese e della banlieue milanese. Noi poi vediamo che da una parte il comune continua a chiedere, continua a mettere le mani in tasca dei milanesi, dall'altra parte però non ci sono i servizi, tant'è che infatti interi quartieri vengono completamente abbandonati, come ad esempio San Siro. Certo, ma guarda, io volo fisicamente un po' alto, come mi dicevi prima dell'ambientalismo di sinistra. Dicevi bene su area B e su area C, ma è lo stesso ambientalismo che la sinistra usa ovunque quando è al governo. Io non so se avete sentito la notizia che è di questi giorni, che l'Unione Europea ha fatto una tassa sul clima per i biglietti aerei che costeranno Certo. 71 € in più. E c'è questa scusa che, in nome del clima si può tassare a questo punto tutto, perché ma stiamo salvando il pianeta, perché con questi 71 € che mettiamo sul biglietto di una persona che deve andare a lavorare da un'altra parte, vuole andare giustamente in vacanza o comunque deve muoversi, perché con Schengen c'è un diritto fondamentale al movimento interno dell'Unione Europea, viene tassato ulteriormente questo diritto che doveva essere una delle grandi conquiste dell'Unione Europea, il nome del clima. E questo lo vedi veramente dai grandi livelli, come appunto l'Unione Europea, al più piccolo comune, il municipio, come nel nostro caso, su area B e su area C, anche perché poi in realtà questi i più ambientalisti sfrenati su Milano sono i più grandi fan dell'automobile, Ah, perché sono certo. quelli che poi ci fan le tasse, ci pagano le tasse. Perché ma tu hai mai te che sei in consiglio comunale, ma hai mai sentito di un piano reale per bloccare le auto dando altri strumenti, quindi potenziando il servizio, del TPL, quindi il trasporto pubblico locale, aumentando le ore del servizio o anche facendo molto banalmente riaprendo i parcheggi di interscambio che ci sono ai confini con la nostra città. Queste sarebbero delle, proposte che bloccherebbero davvero le auto. In realtà invece i vari Maran, Sada, il PD, ma son contentissimi che entrano le auto, anzi, così trovano il nemico perché questi hanno sempre bisogno di avere un nemico. Dicono: "Ah, però li tassiamo. Vedete come ci teniamo all'ambiente", non è che li blocchiamo, semplicemente li tassiamo e poi in realtà ci facciamo cassa con quello. Poi su come vengono spesi i soldi, te dici giustamente i servizi non si vedono, è vero, però ricordiamoci che per anni qui abbiamo speso tantissimo per fare le marce pro immigrazione, pro clandestini nella nostra città, con il patrocinio del Comune di Milano. Ah, Quindi certo. forse per queste cose si trovano sempre i soldi. Poi se mi chiedi che ci vuole il servizio in periferia, la biblioteca, il coworking, quelli non si trovano mai soldi perché lì, la situazione del bilancio è dissestato. Son priorità politiche, che vengono con la scusa del clima in realtà vengono poi alimentate per alimentare una loro macchina elettorale fondamentalmente. Hai detto bene, tant'è che infatti macchina elettorale peraltro che se vogliamo hanno liato benissimo, anche perché di Ah fatto, sì, certo. i numeri parlano in maniera molto chiara. Sicuramente ci sono delle grosse responsabilità. È chiaro che, a Milano, molti appunto si lamentano di una situazione e poi però vediamo numeri, importanti nei confronti, del partito di maggioranza, che in questo caso è il Partito Democratico, e che di fatto continua a Certo. governare questa città, tant'è che infatti anche alle ultime elezioni europee il centro-sinistra a Milano ha stravinto le elezioni e sembra che addirittura il centrodestra non riesca a trovare la misura con cui difendersi e trovare il modo per contrastare questo periodo democratico. Io trovo che uno dei temi per cui andare a trovare, per cui ricercare questa vittoria è proprio anche il sistema che hanno creato di incentivi nei confronti delle associazioni amiche loro, di aiuto nei confronti dei comitati vicini a loro, e chiaramente hanno costruito un sistema anche di potere che di fatto sarà veramente difficile da scardinare. Ah certo, certo.
Anche perché questi governano da 13 anni la nostra città. In 13 anni hai una possibilità di infiltrarti e essere ovunque in una maniera capillare. Loro su questo l'han dimostrato. Credo che non ci sia un quartiere senza una loro associazione o Certo. para-associazione o comitato, in cui in qualche maniera sono riusciti a foraggiarlo e sono elementi che portano gli elettori a votare. Perché ormai, guarda, io penso che se votasse il 70% dei cittadini milanesi, Sala straperderebbe. Il problema è che Certo. ormai va a votare il 43, il 44% della popolazione milanese e la sinistra in questo momento è bravissima, in questi 13 anni, come dicevi giustamente te, a portarli a votare. Noi qui invece ci dobbiamo interrogare, come Lega e come centrodestra su che cosa ci sta mancando, perché è evidente che davanti a una città che lo dicono i numeri anche dell'Istat, che è una città in difficoltà da un punto di vista della sicurezza, del pagamento, dei costi, del fatto che sempre più giovani e nuove famiglie sono costrette ad andarsene via, sul fatto che è la città con più reati d'Italia, cioè con il fatto che i trasporti sono molto meno efficienti rispetto a qualche anno fa, che lo stesso verde, come dicevamo, è meno curato, la città è anche oggettivamente più sporca e più trafficata che mai. Eppure perdiamo. E perdiamo perché noi non siamo più capaci, questo come centrodestra, o iniziamo una seria autocritica, oppure dovremmo vederci Maiorino sindaco a un certo punto, perché Certo. loro vanno a parare lì, cioè con una sinistra estrema, con il partito di Fratoianni e la Salis che a Milano prende il 12% e il PD che è andato a sinistra con la Schlein. Ma il percorso è molto semplice, vanno verso Maiorino. Allora, se noi non vogliamo definitivamente voler vedere questa città in mano proprio ai comunisti, ma allora dobbiamo fare noi un ragionamento differente. Siamo noi che dobbiamo tornare sul territorio. Troppe volte, secondo me, diciamo che siamo un partito di territorio, cosa verissima, ma l'abbiamo un po' abbandonato. Forse non siamo più così sul territorio, non siamo più così capillari come l'eravamo un tempo e non stiamo ascoltando più davvero i milanesi e non siamo credibili molte volte, perché se non vogliono venirci a votare nonostante che si lamentino, vuol dire che non gli stiamo dando un'offerta abbastanza credibile, abbastanza forte. Secondo me la prima cosa da fare è un periodo forte di ascolto, di autocritica con le associazioni milanesi, i gruppi milanesi, i cittadini milanesi e da lì avere un progetto molto forte da presentare nei prossimi 2 anni. Hai ragione, su questo bisogna interrogarsi, bisogna ancora di più lavorare, lo faremo sicuramente nei prossimi anni, deve partire soprattutto prima di tutto da noi, quindi insomma rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di salvare questa povera Milano. Io leggo giusto le ultime news su Milano, così giusto per Grattosoglio, 29enne, gambizzato in strada, è in prognosi riservata, indagini in corso, dal Corriere della Sera. Si tratta di Grattosoglio, una delle periferie milanesi, e questa è la situazione. Oppure, seconda notizia del Corriere della Sera di Milano, massacrati di botte, colpiti di bottigliate e coltellate davanti al bar. Poi la rapina grave 22enne. I dati, ospedali, allarme aggressione, ogni giorno 38 attacchi, violenze su infermieri e medici a Milano. Questi qua sembra quasi di leggere un bollettino di No, ma guerra. i dati sono da bollettino, infatti sto pensando anch'io, ma i dati oggi a Milano sono da bollettino di guerra. Io leggevo un dato di 3-4 giorni fa su il Tribunale dei minorenni di Milano, che Sì. il 48%, che tra l'altro è subissato di lavoro perché ci sono troppi reati compiuti appunto da queste famose baby gang, comunque da minorenni, di cui il 48% di questi reati è dato da stranieri minorenni non accompagnati, quelli che fino a qualche anno fa ne sono sbarcati una marea Certo. di questi ragazzini di 14, 15, 16 anni, 17 anni al massimo, non accompagnati, che questi arrivavano chissà dove, da dove, senza nessun documento, senza nessuno, neanche con i ricongiungimenti familiari, e ad oggi purtroppo sono finiti dove? Sono finiti nella rete della delinquenza, ma perché lì c'è stato un problema di 10 anni di porti aperti che oggi Milano sta vivendo ancora di più di tante altre città. Ma che ci sia un problema di sicurezza pare evidente, ma ti ricordi quando fino a qualche mese fa c'era Sala che diceva che era un complotto dei giornalisti di centrodestra che voleva far vedere una Milano poco sicura? Io non credo che il Corriere della Sera sia proprio il giornale Beh, più nemico di il Sala Sole o più di 24 ore, centrodestra, il Sole anzi. 24 ore per primo, insomma, dava la classifica delle città più insicure e Milano primeggiava, anzi Quindi sono primeggia. ormai dei dati l'Is e il Ministero dell'Interno, destra o sinistra che sia, dà dei dati oggettivi.
E i dati del Ministero dell'Interno sono terribili, anche perché c'è un ulteriore dato, che è quello delle mancate denunce, perché per uno che denuncia ce ne sono almeno 2 sui vari scippi e furti che non denunciano più, perché tanto dicono: che Tanto cosa non cambia succede? niente. Perdo quasi più tempo a andare a far la Certo. denuncia che perdo un intero pomeriggio che son già arrabbiato, che mi è successo quello che mi è successo, tanto non cambia nulla." Ma se uno va per strada non trova mai un poliziotto, non trova mai un vigile, cioè devi andare per forza in Piazza del Duomo o alla Scala per vederli o in Galleria Vittorio Emanuele. Ma se io sono in un quartiere, normale dove abitano i cittadini milanesi, che non è in pieno centro, non troverò mai qualcuno che mi rappresenti le istituzioni. E questo ha dato veramente il via libera a una città che è da Far West. Ma quante ragazze hanno paura di uscire la sera? Pensiamo sui Navigli, Corso Como. Corso Como in fondo dove c'è la scalinata è il territorio delle baby gang che se lo contendono tra di loro, ogni tanto vince un gruppo rispetto che un altro, E ne abbiamo eppure non si visti sentono mai quanti dire tate. quanti ne quanti purtroppo episodi di questo genere sui fatti di cronaca. Un secondo di jingle e ritorniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ed eccoci di nuovo insieme, con me insieme ad Alessandro Verri c'è Francesco Giani, consigliere di Eccoci. Municipio 7. Stavamo parlando di Milano e soprattutto della situazione in questo momento anche legata alla sicurezza. Ma devo darti un'altra notizia, caro Francesco, Sì. su questo so che ti trovo molto sul pezzo, perché Fratoianni e Bonelli querelano McNagi. McNagi, per chi non lo Ah, sapesse, è il presidente, Walker McNagi, presidente della comunità ebraica milanese, che è stato denunciato da Fratoianni e Bonelli. Perché è stato denunciato? Perché secondo Walker McNagi, Fanpage si chiedeva a Walker McNagi, le parole sono state: perché Fanpage non va a mettere le cimici nei centri sociali? Dov'è il vecchio PD che difendeva noi ebrei? Proprio loro, riferendosi ad AVS, che non hanno mai condannato l'attacco del 7 ottobre, parlano oggi di ambiguità, e queste parole hanno infuocato Fratoianni e Bonelli, che addirittura denunciano una querela nei confronti del presidente della comunità ebraica, Walker McNagi, che semplicemente ha detto di essere rappresentato, sentirsi difeso da Fratelli d'Italia e un po' meno da una certa sinistra. Ricordiamo infatti che per esempio a Milano c'è una sinistra che non ha mai preso una posizione chiara e netta nei confronti di quello che sta succedendo in Palestina e allo Stato di Israele, e soprattutto non ha condannato in maniera netta e chiara i fatti gravissimi del 7 di ottobre, gli attacchi criminali di Hamas nei confronti dei civili israeliani. Io credo, visto che tra l'altro noi facciamo un po' di politica su Milano, l'abbiamo visto molto bene, addirittura ci sono stati dei consiglieri dei Verdi che sono andati ad una manifestazione e sono stati fortemente criticati, si sono presentati, tu pensa, ad una manifestazione in favore del popolo palestinese parlando di genocidio, scusate, in favore del popolo israeliano e delle persone ancora oggi ostaggi del gruppo terroristico di Hamas, parlando di genocidio. Quindi neanche rispettosi. C'è una certa sinistra, diciamoci la verità, che strizza l'occhio nei confronti di un estremismo radicale, di un estremismo islamico, che è pericoloso però per noi, ma soprattutto guarda, su tu Milano. sai benissimo quanto a me sta a cuore il tema, ne abbiamo parlato più volte, sai bene quanto mi sta a cuore il tema di Israele e della difesa dello Stato ebraico e della condanna all'antisemitismo. Perché come dici giustamente te, c'è una tendenza nel mondo occidentale gravissima, pericolosissima, che soffia sull'antisemitismo, ma lo abbiamo letto probabilmente anche nelle notizie, molti in Francia in questi giorni, che ci sono interi candidati della sinistra radicale francese che, non hanno condannato Hamas o, hanno attaccato, violentemente gli ebrei in quanto ebrei, non solamente lo Stato di Israele. E pensate che la Francia è il paese in cui ci sono più attacchi antisemiti, d'Europa
e c'è anche il paese in cui ci sono più ebrei che sono costretti a tornare in Israele o ad andare via in Israele perché non si sentono più sicuri in Francia, dove sono nati e cresciuti, perché questi sono cittadini francesi. E io ho paura che ci sia che possa arrivare lo stesso indecoroso e pericolosissimo Hai elemento che è successo in Francia, che avvenga anche qui in Italia. Guardate che le frasi di Fratelli d'Italia, dei giorni di Fratelli d'Italia fanno schifo, sono da condannare. Io sono contento che anche la Meloni e tutto il proprio partito stia condannando quelle frange estreme del movimento giovanile e che verranno prese e sono già state prese delle sanzioni. Ma giustamente dice una cosa Megnaggi: ma c'è stata un'indagine di Fanpage e di tutti questi grandi eroi del giornalismo su certi gruppi di sinistra? Ma perché io non dico neanche tanto la sinistra più estrema? Io la farei andare anche nel Partito Democratico, perché io ricordo che ci sono assessori, rappresentanti del Consiglio Comunale di Milano che sono andati a determinate manifestazioni in cui lo stesso Partito Democratico aveva chiesto aveva chiesto di non andare, in cui c'erano arabi che inneggiavano ad Hamas contro gli ebrei. Bravo. Ora capisco che erano detti in arabo, capisco tutto quello che vuoi, ma lo stesso loro partito gli aveva detto di non andare in quei posti. Perché ci sono andati? Sono state prese lì invece delle espulsioni da parte del PD? Sono state fatte queste cose? No, anzi, io trovo ancora più scandaloso una certa sinistra di giornalisti, penso a Repubblica, in cui di colpa ha scoperto che c'è un problema antisemitismo per causa di Fratelli d'Italia. Io sono contento che parlino di antisemitismo, perché è un problema enorme che c'è purtroppo di nuovo in Europa, ma non se ne può parlare solamente per uno scopo politico, perché per mesi ci sono stati gruppi di centri sociali di estrema sinistra e anche nel partito più grosso del centro-sinistra che non hanno mai condannato quello che ha fatto Hamas, che hanno sempre strizzato l'occhio a una certa causa palestinese che non è la causa di avere uno Stato, ma una causa ben più estremista, che hanno sempre urlato al genocidio senza che ci siano prove a livello internazionale. Su quello invece hanno tutti taciuto, su lì non c'era nessun pericolo antisemita. E concludo su una cosa che deve far riflettere. Un sopravvissuto di Auschwitz recentemente, francese, ha fatto un'intervista in cui ha detto che lui voterà la Le Pen. Oh. Perché c'è un grosso pericolo antisemita a Quindi sinistra. questo fascismo, E questo nazismo non è finto, allora, è raccontato solo da esatto, una cioè, certa sinistra, che lo forse ha sta dicendo gioco. uno che è uscito da Auschwitz, cioè un sopravvissuto. Questo fa capire che cosa sta succedendo da oggi in Europa, e il problema sono le frasi gravissime da condannare, ripeto, ma di colpo c'è l'antisemitismo perché ci sono 'sti 4 qui di Fratelli d'Italia che verranno tra l'altro condannati. Ma allora guardiamo tutti i partiti all'interno, perché io Certo. sono sicuro che se guardano la Lega su questo troveranno una posizione granitica dal primo giorno e anzi da invidiare a livello occidentale. Se ci sono dei giornalisti veri e seri su questo, vadano in ogni partito a farlo. Bravo, bravo, anche perché è quello che si chiede proprio anche lo stesso Walker Megnaggi, che dice, il presidente della comunità ebraica, che dice: "Vorrei sentire una parola di condanna da parte della sinistra per tutto quanto è successo negli ultimi 8 mesi. 1100 manifestazioni pro Palestina, le aggressioni a Milano durante la parata del 25 aprile, e in tutto questo dove sta il Partito Democratico?" Queste sono solo alcune domande che si pone Walker Megnaggi, presidente della comunità ebraica. Giusto questo per dire che quando la sinistra utilizza il nazismo, il fascismo, lo stiamo vedendo anche in Francia per esempio, dove addirittura si stanno schierando anche i calciatori, poveri cicci calciatori, milionari calciatori, che hanno una tremenda paura della Le Pen, perché potrebbe Certo. cambiargli qualche cosa nella loro vita, nelle loro lussuosissime ville in Francia, dove guadagnano un sacco di soldi. Addirittura anche Mbappé si è schierato contro Marine Le Pen. Poi nei fatti però questa spauracchio del fascismo non esiste, perché ormai si sta parlando di categorie della storia, di ambiti ormai lontani dalla nostra realtà. C'è qualcuno invece, come ad esempio il Front National, che è stato in grado di leggere, e come lo è il centrodestra in questo momento in Italia, di leggere una situazione di disagio da parte dei cittadini italiani, e
in quel caso e nel caso francesi, che hanno e stanno testimoniando un forte disagio dovuto ad anni ed anni di governo del centro-sinistra, dove le nostre città, il nostro paese è stato letteralmente invaso da un'immigrazione irregolare e dove oggi abbiamo delle situazioni di grave insicurezza, di grave incertezza e soprattutto anche per i più giovani di grave incertezza nel futuro, che purtroppo è sempre più lontano dal luogo dove nasciamo e dal luogo in cui cresciamo. E così, giusto negli ultimi minuti prima del blocco pubblicitario, però non posso non dare questa notizia che a te sicuramente avrai avuto in anteprima, Francesco. Chiara Ferragni chiude la boutique in via Cappelli a Milano. Ad agosto giù la Claire, della flagship store, simbolo del suo marchio, quindi anche Chiara Ferragni deve abbandonare Milano, insomma. Questa È non proprio so un però modello se che sia sta crollando. stata... Guarda, io non ero un fan di Chiara Ferragni quando aveva questo successo stravolgente e non sono stato uno che è andato a accusarla quando invece è crollata, perché poi quando questi big crollano, poi di colpo sono tutti nemici, nessuno la stimava. Fino al giorno prima erano tutti un idolo per tutti Chiara Ferragni. Lì però secondo me c'è un fatto che finalmente si è scoperto che quel mondo di influencer è oggettivamente falso. certo. Però a me la cosa che aveva sempre stupito è come la gente non capisse che era un mondo finto quello lì, era un mondo per i social, era un mondo per vendere, che per purtroppo fa guadagnare, così. è un nuovo modo di far guadagnare e far pubblicità. Non era uno stile di vita, era ovvio che le storie dei bambini tutti allegri, sempre felici, e della famiglia di Mulino Bianco era finta, perché appunto era una famiglia da Mulino Bianco. Chiuderà Chiara Ferragni, spero per lei che abbia saputo amministrare bene i suoi soldi, nel caso potrà ampiamente vivere di rendita per il resto della sua vita. Beh, io direi che comunque di certo i soldi anche a lei non gli mancano e comunque le auguriamo una bellissima vita anche a lei. Assolutamente. Arriviamo qualche giorno fa, intanto do altre piccole notizie, giusto questo da Libero, in prima pagina Libero: il re dello spaccio subito libero, ronde rivolta a Milano, il caso è politico. A Milano tu pensa che al Parco Candia, quindi nella zona del Municipio 4, si è ormai istituito, ormai è diventato terra di nessuno, e in quest'area del municipio si è creata una nuova Rogoredo, dove un 31enne marocchino irregolare senza fissa dimora di fatto utilizza quest'area come suo ufficio personale per vendere e spacciare proprio davanti anche ai bambini che ormai non frequentano più il parco, proprio per la paura dei genitori di trovarsi in situazioni sgradevoli, e soprattutto ovviamente in un luogo dove vanno a giocare i bambini è meglio evitare di portare in questi luoghi, vista la situazione. E il fatto grave è che però stiamo parlando di una zona sì periferica, ma tutto sommato in un quartiere molto residenziale. Siamo appunto vicini alla zona del Corvetto, e quello che noi abbiamo denunciato, tra l'altro l'ho fatto anch'io personalmente nei confronti del comune, è quello di intervenire immediatamente. Voi pensate, questa invece è un po' la contraddizione tutta italiana: il marocchino 31enne è stato arrestato e poco dopo, 24 ore dopo, era di nuovo scarcerato e di nuovo al parco a poter continuare i suoi affari. Insomma, questa è un po' la contraddizione, ed è anche un limite che se vogliamo ha la nostra città, giusto per non dare sempre solo la colpa a Sala. Diciamo che però c'è anche un sistema sbagliato nella gestione della giustizia nel nostro paese, dove di fatto quando vieni anche arrestato per un fatto grave, come ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti, ritorni libero, tranquillo, impunito dopo neanche 24 ore. E su questo magari un giorno invitiamo anche qui in radio i sindacati di polizia che dimostrano, che testimoniano spesso, con i quali noi parliamo spessissimo, che sono i primi a dirci che è frustrante ormai lavorare nella nostra città, perché anche quando riescono ad intervenire e a prendere in flagrante il pregiudicato o il delinquente, ecco, da lì
poco dopo questa persona viene liberata. Quindi di fatto Certo. un'inutile perdita di tempo nel momento in cui dopo neanche 24 ore ti ritrovi a piede libero la stessa persona che invece tu hai arrestato un minuto prima. E quindi è chiaro che è anche frustrante nei confronti degli agenti della polizia locale, che fanno un grande lavoro, ma che chiaramente poi si ritrovano a combattere davanti a queste ingiustizie, se vogliamo. E proprio finendo di parlare di Milano, passerei velocemente alla notizia di questa settimana, oltre ai fatti gravissimi di cronaca, parlando un po' di politica. A Milano ci sono stati 2 cambi importanti, anzi 3 Sì. se vogliamo. È cambiato infatti dopo le elezioni dell'ex assessore, ormai ex assessore Maran, assessore alla casa, eletto in Parlamento europeo. C'è stato un avvicendamento, è cambiato l'assessore alla casa, anche se adesso volevo verificare, ma non è ancora stato nominato il nuovo No, esatto, assessore, il esatto. Non è futuro. ancora nominato. Esatto, futuro assessore Guido Bardelli, che guiderà l'assessorato alla casa, ma questo ha comportato una girandola di cambi che vedono il capogruppo del Partito Democratico Filippo Barberis passare e diventare capo di gabinetto del sindaco Sala, e Beatrice Uguccioni, consigliera in consiglio comunale delle file del PD, diventare la nuova capogruppo del Partito Democratico. Ora, 2 battute non si possono non fare su Maran, che di fatto se ne va, ma lascia qui i disastri di una Milano con Certo. un costo degli affitti alle stelle, di un problema sulla casa mai affrontato e delle case popolari. Tu, Francesco, ne hai tante, soprattutto nel tuo municipio, completamente abbandonate. M&M è sparita dalla nostra città. Ah, certo, certo. Ma allora io son contentissimo che Maran sia stato eletto, perché io credo che Maran sia stato tra gli assessori peggiori che abbiamo avuto, perché ha avuto varie deleghe negli anni. Io ricordo quella sui trasporti Ah, e la viabilità, ha fatto disastri totali. Cioè, le prime piste ciclabili folli le ha fatte lui ed è il primo che ha iniziato a tagliare in maniera selvaggia i mezzi ATM, tant'è che dopo che li aveva tagliati sotto Pisapia, la giunta Sala, che l'aveva spostato di assessorato, ha dovuto tornare indietro sulle sue mosse sui trasporti, da quanto erano state folli che la stessa sinistra aveva capito che aveva fatto dei danni. Quindi sui trasporti ha fatto danni. Viabilità ha creato più traffico, urbanistica ha fatto costruire tutto quello che si poteva costruire come non so che cosa, l'ambientalista Maran, se c'era 1 metro quadro di erba in un parchetto ci faceva fare una casa a 12 piani, giusto così, perché, l'ambientalismo è bello solo a parole o per tassare, mai per difendere davvero il territorio urbano milanese, che ad oggi non è più edificabile, è edificabile solo verso l'alto. Abbiamo finito la superficie costruibile in città noi. E poi, come mi dicevi giustamente te, ha fatto l'assessore alle case popolari, o meglio ha fatto l'assessore. È stato nominato assessore a quello, perché io non l'ho mai visto fare l'assessore alle non l'ha mai case popolari fatto. di Non MM. l'ha mai Cioè, fatto. questo qui Maran io ricordo che tra tutti è quello che si rifiutava di venire anche nei municipi, quando veniva convocato e mandava sempre i tecnici, cioè non ci metteva neanche la faccia. Maran su questo ha proprio abbandonato completamente il tema della casa e secondo me porta, è vero, oltre la grandissima sconfitta a livello di MM, quindi che è il gestore delle case popolari del comune di Milano, con aumentato gli affitti, problemi degli inquilini, maggiore degrado, pochissime risposte per questi poveretti che Totale devono vivere e assenza. vorrebbero anche vivere decentemente, perché si chiede la decenza, non stanno chiedendo la luna. Anche Ma poi perché c'è anche il tema, pagano. come dicevi te, sugli affitti normali, sull'affitto cioè Milano è schizzata alle stelle, è una città inavvicinabile e Maran non è riuscita a fare una proposta concreta, perché ti ricordi che a un certo punto c'era stata la guerra Airbnb, blocco degli affitti, cose che tutti dicevano non si possono fare e poi se n'è andato via. Poi questo qui non aspetta prima ha tentato le regionali, poi adesso ce l'ha fatta con l'Europa, questo qui non vedeva l'ora di andarsene da Milano, perché forse anche lui capiva che non era in grado di farlo. Meglio che stia forse lì in Europa, dove sì, sicuramente farà qualche danno, ma più annacquato rispetto a quello che viviamo noi a Milano.
Vedremo questo nuovo assessore alla casa, che so che ha creato dei problemi anche al Partito Democratico che non era contento, forse perché qualcuno che avrà capito che su l'ascito di Maran è molto duro, quindi non capisco che non avrà un lavoro facile da fare. Però se notiamo, questo è il secondo assessorato di peso, che viene, profondamente modificato dal punto di vista politico, perché l'altro è quello della sicurezza di Granelli, che Sala ha dovuto chiamare, l'ex capo della polizia Gabrielli per assisterlo. Ah Una cosa certo, che è un non si è mai assistente visto, ora. cioè, C'ha il tutor. non ho capito se gli fa quasi da badante, esatto, da tutor, perché lo accompagna poi fisicamente oramai, nei municipi, agli incontri. Eh no, perché il povero Granelli viene subissato di insulti, giustamente per la situazione che c'è, e Io poi le risposte le fa dare a un altro, perché lui non ha più una risposta da dare. Ma, questa è la situazione degli assessorati di peso di Milano, cioè Sala stesso si è reso conto che i suoi assessori son completamente degli incompetenti e assolutamente, deve trovare dei tecnici esterni. Cioè Gabrielli addirittura assolutamente. era di Roma, cioè non ne ha trovato uno di Milano di sinistra che gli riuscisse a dare una mano a Granelli, ma rendiamoci conto com'è la nostra sinistra milanese. Sì, peraltro se vogliamo anche affidarsi ai tecnici, secondo me sempre un po' una scelta molto È una azzardata. sconfitta della politica poi Intanto tra una l'altro. sconfitta della politica, ed hai fatto bene a sottolinearlo, perché quando la politica abdica nei confronti dei tecnici, poi seppur bravi, preparati, quello che volete, però Sicuramente, di però son fatto tecnici, non son esatto, politici. esatto, ci sarà un Cioè, motivo se esistono i politici che vengono eh, votati e che eh. quindi rappresentano i bisogni dei cittadini, e ci sarà un motivo se esistono dei tecnici che invece fanno altro nella vita e che devono fare Esatto, che altro. magari giustamente aiutano, sono negli uffici ed è anche giusto che insomma un politico con ruoli importanti abbia dei buoni tecnici accanto. Ma il politico se non dà la visione e demanda tutto al tecnico, e come dici te, è finita quella rappresentanza milanese. Scusa, c'è Bravo. qualche milanese che aveva votato per Gabrielli o aveva votato per qualche assessore esterno, che doveva risistemare i disastri che hanno fatto? Ma No, perché c'era un programma elettorale in cui mi pare che Maran e Granelli fossero tra l'altro i candidati di punta del Partito Democratico. E Sala stesso ha dovuto ammettere alla fine che son stati degli incompetenti totali, e il loro lascito, io leggevo l'intervista sul lascito di Maran, che andava beh, era orgoglioso di quello che ha velocissima come fatto. intervista, cioè avrà detto: "Ciao, buona Cioè, giornata." Questo è il suo lascito, perché non è che abbia fatto altro, eh. infatti io sarebbe da lacrime e sangue il lascito che ha fatto, perché secondo me tante cose che di scelte ideologiche, tra l'altro forse è stato tra quelli più ideologici di tutti che non cercava mai un compromesso. O lo pagheremo nei prossimi 15 anni. Ah Cioè fra certo. 15 anni io vorrei fare l'intervista a Malan: "Qual è stato il tuo lascito?" Perché lo vedremo nelle case popolari, nell'urbanistica, nelle infrastrutture, nella viabilità. Capiremo davvero i disastri che ha creato. Non lo capiamo ancora ad oggi che li stiamo vedendo in costruzione. Tra 15 anni vedremo dei disastri e vedrete che destra o sinistra che governeranno dovranno cambiare quello che ha fatto Maran. Io su Ah questo ne certo, sono sicuro. dovranno correre ai ripari e cercare di mettere delle pezze. Tra l'altro, se vogliamo, ricordando appunto anche i disastri che stanno facendo, Milano ha l'assessore Granelli, anche indagato, per via dell'incidente che ha visto coinvolta una ciclista che poi ha purtroppo, Ah, certo. perso la vita, in una delle ciclabili tra le più pericolose della nostra città, dove appunto questa amministrazione, per aver realizzato delle piste ciclabili, poi vedremo quello che dirà anche i giudici, cosa diranno i giudici, però Sì, intanto certo, ci oggi sarà c'è un giusto un'indagine, processo lì. ci Io sarà non c'è voglio un entrare nella questione del certo, processo, giustamente, però però intanto c'è sicuramente c'è un tema di pericolosità delle ciclabili, e q cioè, questo è innegabile, ma che Milano sia più pericolosa a me quando il PD noi parliamo di sicurezza ci dicono sempre: "Ah, ma voi non parlate di sicurezza stradale, ne parliamo solo noi." Ma come? Cioè, noi dobbiamo parlare ancora di più di sicurezza stradale proprio per come avete cambiato la viabilità in questa città. oh, i A dati Milano oggi parlano ci sono più chiare, incidenti. Bravo, bravissimo, Eh, proprio qui. A Milano ci sono più incidenti da quando negli ultimi 10 anni il comune ha deciso di
aumentare il numero di piste ciclabili, restringere le Le carreggiate, carreggiate, togliere creare sempre più parcheggi. zone pedonali. Quindi dice, zone pedonali. No, è proprio il problema sono le zone pedonali, perché creano, bloccano ancora di più il traffico, ingorgano quindi ancora di più le macchine all'interno delle vie secondarie, appunto perché il traffico viene dirottato su altre vie che però non hanno lo stesso carico, e lì ovviamente si creano ancora di più problemi e ancora più disagi e soprattutto ancora più incidenti. Il numero di incidenti a Milano è aumentato drasticamente e evidentemente le scelte sono anche politiche, quindi sono scelte che vengono prese, che sono state prese in maniera errata e su quali pagheremo ancora per lungo tempo questi problemi, e che noi cercheremo di farci trovare pronti con una visione di Milano completamente diversa, perché così altrimenti rischiamo soltanto di continuare a far male ai nostri cittadini milanesi e ai tanti turisti che vengono a trovarci nella nostra città. Ci sarà l'ultimo atto di Sala, saranno le Olimpiadi. Pensa, Sala ci lascia con le Olimpiadi e proprio l'assessore alla casa, che invece dovrebbe occuparsi del tema del caro affitto, della gente che ormai scappa da Milano, ha firmato un accordo per uno studentato che avrà dei prezzi di oltre 1.000 euro al mese per una stanza. Una grande operazione questa del Partito Democratico, che decide di fare un accordo per la realizzazione dello studentato nell'area di Porta Romana con prezzi che andranno sui 1.000 euro a stanza al mese. Quindi uno studente si viene a studiare a Milano e si ritrova con un affitto per uno studentato che è stato, con l'accordo siglato dal Partito Democratico, a 1.000 euro al mese. Cioè, Però questo ti fa capire siamo alla il follia. PD con chi parla. Cioè, perché si vede che per il PD è normale pagare 1.000 euro al mese, perché probabilmente le uniche persone che incontrano hanno un conto in banca quasi da sceicco dell'Arabia Saudita, che dici 1.000 euro che cosa vuoi che siano? Prendeteli. Ti fa capire come proprio questi non parlano più con il cittadino medio, la classe media, che è quella ormai più penalizzata su Milano, o quella che deve investire i soldi. Ma pensiamo anche ai nostri genitori, entrambi abbiamo fatto l'università, hanno investito soldi per farci fare l'università e noi abbiamo avuto la fortuna di poterle fare su Milano, ma tantissimi invece sono costretti a venire qui a Milano perché abbiamo tra le migliori università del mondo, tra l'altro, secondo gli ultimi dati. E pagare altri 1.000 euro per uno studentato, quando una Bocconi, una Cattolica ti costano ormai oltre gli 8.000 euro l'anno, è una follia. Ma ti fa capire che questi non hanno proprio più il target del cittadino italiano e milanese medio, di quali sono i suoi bisogni e quali sono le sue possibilità economiche. Bene, grazie Francesco, ora dobbiamo salutarci. Grazie Francesco Giani, capogruppo della Lega nel Municipio 7, grazie per essere stato con noi. A presto, grazie, ciao a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Couldn't love you more if time was running out. I couldn't love you more. Oh, right now, baby. Oh, right now, baby. Take me by the hand, come on. Be my darling, be the one. I wouldn't wanna lay or ever love with another. If everyone in the world could give me what I wanted, I wouldn't want
I tried. Couldn't love you more, boy. Couldn't love you more, boy. 'Cause darling, I'm on your side. I really am on your side. My love, I'm on your side. Oh, right now, baby. Yeah, yeah. I couldn't love you more, boy. Stay sadly how you are. Yeah, yeah. I couldn't love you more, boy. I couldn't love you more. I couldn't love you more, boy. Stay sadly how you are. Yeah, yeah. I couldn't love you more, boy. Couldn't love you more. If everyone in the world said you'd give me the treasure side, I would not want for Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ed eccoci ritornati, mi ha raggiunto qui un compagno di grandi avventure, compagno perché stiamo per parlare di un tema importante che scalderà un po' tutti. Grazie a Matteo Mauri, consigliere comunale a Figino Serenza e coordinatore dei giovani di Como. Grazie a te Ale, grazie a voi ascoltatori. Sì, esatto Ale, siamo qui per parlare di tanti temi e uno di questi è il tema che sta tenendo banco in questi giorni e in queste settimane ed è il tema della neo eurodeputata Ilaria Salis, eletta alle ultime elezioni europee, e il tema quindi a lei collegato del mondo delle occupazioni abusive e quant'altro, giusto Alessandro? Hai detto molto bene, anzi, proprio come giovani questa settimana, anzi ormai settimana scorsa, era sabato scorso, abbiamo fatto un presidio sotto la casa da lei occupata, anzi addirittura visto che lì ci sono i suoi amici, compagni dei centri sociali, la polizia ci ha fatto spostare, non potevamo neanche stare sotto la casa perché sennò disturbavamo qualcuno. Come questa ha occupato per 16 anni, quindi lei ha occupato abusivamente per 16 anni un immobile, sottraendolo alla disponibilità dei cittadini invece per bene dalle tante famiglie in difficoltà milanesi, e questa addirittura adesso è diventata la paladina della sinistra. Sì, è veramente qualcosa di inaccettabile. Sabato a Milano abbiamo lanciato un messaggio forte, un messaggio chiaro e un messaggio diretto, ovvero che in uno Stato di diritto le regole ci sono e vanno tutelate e vanno rispettate, altrimenti quello che vuole un po' la sinistra, quello che fa emergere, che viene trasmesso dalle parole di Ilaria Salis in questi giorni e tramite le sue dichiarazioni, porta all'anarchia. Insomma, l'anarchia è stata abbandonata tanti anni fa. Siamo in uno Stato di diritto, le regole vanno rispettate, ognuno può mettersi in fila
se non ha una casa, ci sono delle graduatorie, ci sono dei sistemi predisposti, ci sono degli enti predisposti che assegnano queste case. Non è accettabile, non è pensabile nel 2024 che ci siano persone che sfondano porte, occupano abusivamente case e che portano avanti e che legittimano queste azioni e la gente a portare avanti questo tipo di iniziative. Quindi il messaggio forte e chiaro che abbiamo lanciato a Milano è che occupare non è un diritto ma è un reato. Bravo, infatti lei proprio per questo reato è stata condannata nel 2019, come riporta anche il suo casellario giudiziale, per invasione di edifici. Altro che battaglia ideologica, questa è una battaglia criminale e lo diciamo chiaramente. E lo diciamo anche con un nostro ospite che è venuto a trovarci, non so se è Esatto. già in linea, Oscar Strano. Ciao Oscar! Ciao Alessandro, ciao Matteo e ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, Oscar, tu di questa vicenda te ne sei occupato come presidente del comitato Salomone Rinasce, che è uno degli comitati, cioè è il comitato degli inquilini delle case di Via Salomone, la famosa Trecca a Milano. Si parla della periferia est milanese, zona appunto Via Salomone. Per chi non lo conoscesse, appunto è la zona che porta verso l'aeroporto di Linate, un quartiere che quello di Via Salomone, con una forte presenza di immobili ALER, e dove tu con il tuo comitato ti sei sempre battuto per la legalità. Hai ragione, nel senso che io sono nato e cresciuto in quelle case, quindi sono, diciamo, un figlio delle case popolari. Mi piace definirmi un popolare in senso proprio di dove sono nato. In senso stretto. In senso stretto, in senso letterale. E aver sentito una oggi rappresentante delle istituzioni pagata a fior di soldi dai contribuenti italiani, che esalta tutto ciò che io e quelli come me che fanno parte del mio comitato abbiamo combattuto, perché sappiamo quali sono le conseguenze sul campo di queste lotte folli per non il diritto all'abitare, loro lo definiscono la lotta per il diritto all'abitare, si traduce solo nella lotta per il diritto allo sfasciare, perché io sfido chiunque di questi ben pensanti che hanno difeso la Salis a farsi un giro in Corvetto, a San Siro, in Giambellino, in qualsiasi altro quartiere dove questi gruppi, centri sociali la fanno da padrone, a rivendicare qualcosa di legittimo in quello che fanno. No, c'è degrado, c'è ghetto, c'è la marginalizzazione delle persone che vivono delle difficoltà vere e sulla quale certa sinistra, quella sinistra, cavalca e specula. Ed è la cosa che più mi fa incazzare, lo posso dire, lo dico. Lo dici. Dillo. Ormai l'hai detto, anche se non lo potevi dire, ormai l'avevi detto. Che domande fai? Vabbè, così, fate un beep, quando lo dico fate beep. Sì, lo facciamo noi a voce, beep. No, scherzi a parte, hai toccato un tema assolutamente attuale, perché chi fa queste battaglie di fatto fa parte dei centri sociali che tu pensa, quando siamo andati davanti appunto lì nel quartiere, si tratta della Darsa, perché la signora Salis, attenzione, non è che poteva andare ad occupare un immobile in periferia, si tratta anche bene, è andata ad occupare gli immobili nel quartiere della Darsa Alessandro, milanese. stai attento che vedo il papà particolarmente attivo con le querele, quindi sì, oggi addirittura abbiamo la notizia. Abbiamo la notiziona. Il papà annuncia. della Sala cosa vuole fare? Vuole fare una denuncia ai giovani della Lega. Ebbene sì. E certo, colui che tra l'altro condannava le occupazioni abusive, che poi ha dovuto ritrattare, adesso vuole condannare i giovani della Lega, non si sa per quale motivo però. Lo scopriremo. Perché hanno detto una verità. È chiaro che al papà Salis, quando ragionava con una mente un po' lucida, quindi quando era, si diceva, un liberale, poteva c'è ancora la diffida dire facile, c'è la diffida facile. Una diffida parenziana, oserei dire. Faccio un appello al Salis padre, mi quereli per quello che sto per dire. Vai. Quando non aveva una figlia in Europarlamento e si diceva un liberale, era una persona
a modo di buonsenso. Oggi difende l'indifendibile e evidentemente denuncia chi la dice come la pensava lui qualche tempo fa. Quindi mi aspetto che tra poco si quereli per le sue dichiarazioni di qualche tempo fa. Si autoquerele, giusto, bravo, Si anzi, autoquerela. noi dovremmo rilanciare proprio questa cosa. Roberto Salis, autoquerelati. Esattamente, che paga strano. Hashtag. Che Hashtag. ma volentieri, le pago io la querela da Salis a Salis. Ecco. Beh, intanto io lancio un appello ai giovani della Lega che verranno querelati o forse verranno querelati dal padre della Salis. Noi ci siamo e con voi ragazzi ci sono tantissimi cittadini per bene che la pensano come voi, come noi, e quindi tutti quanti insieme non vi lasceremo da soli. Assolutamente, anzi, assolutamente. se Perché... servirà andremo a prendere anche un'altra querela. Ti facciamo Assolutamente. arrabbiare. Evidentemente c'hanno la coda di paglia. Assolutamente, perché come dire, le idee di ragazzi sani che si mettono in gioco, che studiano, che hanno le proprie opinioni non devono costituire reato, no? Perché non mi sembra che abbiamo fatto chissà quale azione dittatoriale, no? No, Quindi diciamolo, quindi- hanno aperto uno striscione con scritto Salis paga l'affitto, Monza, sai la vergogna di Monza. Mi sembra un'opinione che assolutamente deve essere libera, no? È un'opinione che Ma deve vogliamo essere... dire di più? Vogliamo dire che il metodo di Roberto Salis, cioè papà di Ilaria Salis, è un metodo intimidatorio? Bravo, Perché non è neanche la sembra che prima non volta. non si possa parlare di sua figlia giudicandola per le azioni che ha commesso, non in quanto figlia di Roberto Salis, ma in quanto esponente di un'organizzazione politica, oggi rappresentante delle istituzioni. Non esiste immunità per Salis, questo bisognerebbe dirglielo a suo padre, e quindi deve essere liberamente contestabile e deve essere liberamente criticabile. Chi non vuole la critica e chi non vuole essere giudicato per le sue azioni è, a casa mia, un fascista, come lui dice invece essere tutti gli altri che criticano sua figlia. Anche perché mi permetto di aggiungere, Alessandro ed Oscar, la lotta alla censura è anche una delle lotte che stiamo portando avanti come giovani. Qualche mese fa abbiamo fatto un evento dedicato al politicamente corretto, o meglio il politicamente scorretto, che è quello che noi sosteniamo. L'abbiamo fatto con Cruciani, abbiamo poi fatto un altro evento sempre su Milano dal titolo Politicamente Ribelli, no? Che rappresenta un po' i nostri giovani, quindi sicuramente qualche notizia di denuncia non è quello che ci intimidisce, anzi siamo ancora più consapevoli di essere dalla parte giusta e continueremo a portare avanti le nostre battaglie, giusto Alessandro? Beh, io sono sempre stato d'accordo, anzi forse quello che è mancato negli anni è il martire. Adesso abbiamo trovati 6, ne abbiamo trovati di martiri. Ma tu pensa che anche lo stesso Capezzone dice: il Roberto Salis, il padre, passa il tempo a offendere ma sparacchia a casaccio. Ed è assolutamente vera questa frase, è assolutamente vera, perché non è la prima volta che il signor Salis annuncia tramite i social una querela e una diffida nei confronti di chi osa parlare della povera figlia che però ha lasciato 90.000 euro di debiti da pagare, ovviamente, che pagheranno poi i cittadini per bene, visto che 90.000 euro sono... Anche perché mi permetto di aggiungere, Alessandro, noi abbiamo presentato come Lega Giovani attraverso i nostri consiglieri, attraverso i nostri amministratori, e questa è la riprova che come dire, il nostro movimento giovanile non è fine a se stesso, ma passa dall'idea teorica alla pratica. Abbiamo presentato una mozione dove, facendo riferimento a tutto quello di cui abbiamo detto poc'anzi, abbiamo citato delle frasi, no? Anche che ha detto Ilaria Salis, del tipo: occupare è logorante. Credo che sia logorante svegliarsi alle 4 del mattino, alle 5 per andare al lavoro, più che occupare abusivamente delle case, poi essere eletta in Parlamento europeo. E in questa mozione chiediamo all'amministrazione, dove abbiamo tutti i nostri ragazzi, di condannare innanzitutto l'occupazione abusiva da parte di tutte le istituzioni e di presidiare
attraverso gli enti competenti che tutto ciò non avvenga più, avvenga il meno possibile, e laddove avvenga studiare degli strumenti, dei metodi per far sì che ciò avvenga sempre meno. Certo, ma strumenti che peraltro, per esempio, anche ALER stessa, ALER Lombardia, si è dotata, insomma, sul contrasto dell'abusivismo si sta facendo molto. Certo è che chiaramente quando devi combattere con questi gruppi organizzati, tra l'altro Oscar, lo stesso Corriere della Sera li aveva definiti come gruppi organizzati che di fatto creano e sono volti e hanno l'obiettivo quello di occupare illegalmente spazi privati. Però saremmo noi fascisti. Certo. Assolutamente. Certo. Assolutamente, io ricordo benissimo quell'articolo sul Corriere della Sera di qualche anno fa, che peraltro faceva seguito ad un'iniziativa del Tribunale, quindi vuol dire che una parte della magistratura ha iniziato ad attenzionare questi gruppi per quello che sono e per quello che fanno e le azioni che mettono in campo, con ripeto, un sistema compiuto di scassinamento delle porte e di subaffitto di questi alloggi che occupano. Quindi è proprio un sistema, così lo definisce il Corriere della Sera, noi non siamo collegabili per questo, è esattamente un racket che è in piccolo, in grande, in una città come Milano, perché il tema casa in Lombardia è un tema che è variopinto, ci sono delle aree della Lombardia su cui le case popolari hanno, diciamo, un'incidenza minore. Milano, la città di Milano, invece il tema dell'abitare è molto sentito. E su Milano esattamente quello che chi abita le case popolari e si sente persona per bene, perché è persona per bene, rimprovera alla Salis, e che quella sua affermazione dà il via libera a qualsiasi tipo di gruppo ha legittimato ad occupare per come Salis e i suoi gruppi hanno fatto. Ed è pericoloso perché ci sono, lo dico da esponente di un comitato, tante persone esposte contro questi criminali che sono stati citati in giudizio, che hanno ricevuto minacce di morte, che tutti i giorni rischiano del proprio. Quindi Salis, con quello che ha detto, visto l'importanza del ruolo che ha esposto a pericoli tanti inquilini per bene, e di questo deve essere consapevole. Io qualche giorno fa ho scritto una lettera a un giornale proprio ricordando questo, che le azioni e le parole di chi ha un potere di rappresentanza sono molto importanti, e mi fa paura che nessuno abbia compreso la gravità di quelle affermazioni. Nessuno a sinistra, noi certo. Chiaramente come Lega le abbiamo ben comprese condannate. E siamo stati i primi e i più forti a contrastarle, ma a sinistra c'è un giustificazionismo pericoloso, sinistra che governa le grandi città, quindi a un certo punto questi sindaci di sinistra ci dovranno anche dire da che parte stanno, perché voglio vedere un Beppe Sala poter sostenere le affermazioni di Ilaria Salis, quando MM, che è il gioiellino che loro vantano come appunto questa soluzione di tutti i mali dell'abitare, quando ha portato dalle 2000 alle 700 occupazioni abusive sul territorio milanese, se la pensava come Salis o la pensava come noi. Evidentemente, secondo me, l'ha pensata come noi. L'ha fatto male perché ha lasciato che si scaricasse tutta l'illegalità su Haller, però sul suo patrimonio evidentemente l'ha pensata come noi. Sala deve dire qualcosa. Ma anche perché, mi permetto di evadere un po' il discorso, tutto questo legittima non solo l'occupazione abusiva di case, ma l'occupazione abusive nelle università milanesi. Abbiamo visto qualche episodio di recente. Su quello però me lo son goduto, perché la sinistra che si mena con la sinistra è una cosa fantastica. Esatto. Lì ci sono stati anche degli scontri tra i diversi collettivi all'interno delle università occupate. Esatto, quindi scontri e occupazioni di università, e poi si lega chiaramente a tutto quello che è il tema della sicurezza, dove possiamo dirlo, su Milano è molto sentito, ne avete parlato magari prima, è un tema molto importante che va affrontato, su cui Sala deve dare delle risposte. Il ministro Piantedosi sta cercando di portare avanti numerose iniziative, parecchi militari sono stati di recente portati sul territorio, esatto, e quindi questo è come dire, sono altre tematiche connesse da cui poi ognuno si sente legittimato a fare qualsiasi cosa. Ma
e non è allora, accettabile. diciamo che queste cose secondo me dimostrano che abbiamo due visioni del mondo completamente diverse, anzi chi vorrebbe un mondo più civile, fatto di regole e di chi fa rispettare poi queste regole, e poi c'è un mondo di chi invece, come la deputata Ilaria Salis, difende chi le regole non le rispetta e anzi imbarba qualsiasi, diciamo anche imbarba alle persone più bisognose, perché attenzione, questa signora è una signora benestante che, come raccontano anche i vicini della casa che lei ha occupato, come ad esempio la signora Concetta, che dice sì, me la ricordo molto bene, abitava qui sopra, e dice una cosa sacrosanta: un conto è essere in ritardo con gli affitti, che vabbè, ci può anche stare. Un'altra è che tu scientemente, tra l'altro pur essendo di famiglia benestante, vai ad occupare una casa, perché questa non è che aveva bisogno di una casa, la sua famiglia le case le ha, ma questa ha scientemente voluto di occupare una casa senza pagare l'affitto. È sempre facile fare, insomma, ci sono dei detti che qui non si possono dire, però è sempre facile far pagare agli altri delle responsabilità. Vabbè, col portafoglio degli altri io faccio quello che voglio, sì, tanto non pago, sono scemi tutti gli altri. Sono scemi gli altri inquilini delle case invece ALER che si ritrovano a dover pagare alla fine del mese l'affitto? No, io credo che siano le persone più intelligenti, più oneste, non i delinquenti che invece, poverini, come dice lei, addirittura non sono furbetti, è logorante e uno stigma sociale. E certo, lei c'aveva il bollino, salvo poi andare in giro per l'Europa a commettere, come è stata denunciata, poi vedremo se verrà condannata, anzi addirittura adesso c'ha l'immunità, quindi sicuramente non verrà condannata, come è stata denunciata in un altro paese di essere andata ad aggredire delle persone. Non gli basta aver occupato, va anche in giro per l'Europa a fare quello che non si dovrebbe fare. No, stavo leggendo qualche notizia, anche se di un paio di giorni fa, che Feltri in tutta la sua modestia afferma sembra una cameriera di Catanzaro, ecco, una piccolo scoop, ecco. Feltri è sempre molto leggero. Tu come definiresti Oscar? Ci ha abbandonato Oscar. Ci ha abbandonato. Dai, tanto. No, ci sono. Hai preso una querela, prendine un'altra. Esatto, Oscar, dai. Ho avuto paura più che altro perché ho gli amici a Catanzaro, allora quando paragonarla a una cameriera di Catanzaro poteva essere sconveniente. No, ma io mentre voi parlavate e vi ascoltavo con grande interesse, stavo pensando di cosa balla nella testa di una tipo Ilaria Salis, perché purtroppo Ilaria Salis è modello di un certo tipo di sinistra. Magari nelle prossime puntate chic. possiamo provare a sentire qualcuno che ha quel pensiero. Comunque ti restituisco la parola. È molto interessante perché i ragazzotti così che figli di papà, gente che non ha grandi problemi, che un giorno si sveglia e si sente rivoluzionario. E la loro rivoluzione interiore, probabilmente sono cresciuti a pane, Nutella, qualche librettino, un compendio di Marx, perché leggerlo tutto li avrebbe portati a essere come noi, dei liberali. Invece loro hanno preso qualche pillola di Marx, hanno letto magari Lenin, qualche titolo di qualche bel libro, si trovano per strada e dicono: cosa facciamo oggi? Occupiamo, perché occupare è rivoluzionario. E però questi che hanno il portafoglio bello gonfio si guardano bene da fare quella carità vera che molti altri fanno in silenzio e magari aiutano i più bisognosi nel fare le cose che servono e non a tenere occupate case per loro, per il loro interesse, per poi dire noi siamo i buoni. E mentre parlavate voi e mentre parlo anch'io, mi viene in mente una bellissima canzone, che è quella di Giorgio Gaber, che si chiama proprio Il potere dei più buoni. Lo raccontava alla fine degli anni 90. Sono iscritto a più di 1000 associazioni, faccio volontariato. Noi possiamo fare quello che vogliamo. L'immunità dei più buoni o dei dichiarati più buoni, che possono fare quello che vogliono e si sentono impuniti. E l'Ilaria Salis, poveretta, è anche simpatica nel suo fare perso quando si trova a Strasburgo, l'abbiamo vista, no? Sembrava smarrita, un criceto che cercava la sua paglia. Ecco, quest'Ilaria Salis si sente la più buona e adesso si chiederà:
ma come posso fare ancora del bene? E tutti giù a dire, ma che brava questa Ilaria Salis. Ma cosa devono avere in testa questi? Non posso dirlo. Ma cosa devono avere in testa, voglio dire, per svegliarsi e dire noi siamo dalla parte del bene perché pensiamo di fare bene? È veramente pericolosa questa sottovalutazione della realtà a scapito solo dei più buoni, Allora, dei più meritevoli. Allora, possiamo dirlo, lanciamo la richiesta. Oltre ai 90.000 euro che lei deve saldare, visto che comunque in Europarlamento li può guadagnare in un anno, facciamo che gli altri 4 anni Ilaria Salis, se vuole lanciare un messaggio rivoluzionario, mette le risorse che lei guadagna, che guadagna grazie agli italiani, per un fondo speciale per l'aiuto alle famiglie più bisognose e soprattutto magari per aiutare gli enti pubblici a ristrutturare, riqualificare il patrimonio immobiliare. Allora, quello è un atto rivoluzionario, ma siccome dovrebbe mettere mano alla tasca, mano al suo portafoglio, lo farà? Noi la provochiamo da qua, dagli studi di Radio Libertà. Ce l'auguriamo. La provochiamo, la lanciamo. Domani la lanciamo su tutti i giornali. Vediamo. Tanto questa non dovrebbe essere un'offesa, quindi non siamo Secondo me Roberto però ci trova il modo. Secondo me perché alla fine i figli di papà chiedono sempre a papà i soldi. Va a finire che lei si chiede i soldi dell'Europarlamento e chiede a suo padre di è tutto un giro. Dici che se no si sente tirato in ballo Roberto, il nostro pronta amico. la querela, anzi scusa, mi sta arrivando un messaggio, mi dicono che Roberto Salis ti ha querelato. Ecco, ottimo. Ma a proposito di querele, di mondo della sinistra, non so se avete visto oggi che la festa dell'unità non si chiamerà probabilmente più festa dell'unità, ma non si chiama già più. Sì, festa dell'unità con l'asterisco. Perché sennò è offensiva. Io pensavo fosse un errore grafico, invece è proprio una... No, che non trovavano la A sulla tastiera e allora mettiamo l'asterisco c'hanno la tastiera ridotta, d'altronde hanno dovuto pagare la è straordinario. No, adesso siamo arrivati, vabbè, io devo dirti la verità, sono contento di questa cosa perché ci dà la possibilità di contraddistinguerci, cioè far capire che la visione del mondo di una certa sinistra è totalmente lontana dalla realtà, cioè la loro priorità oggi è mettere un asterisco e non chiamarla più festa dell'unità, ma poi non ha un genere l'unità, cioè l'unità non puoi, ma è l'italiano, cioè, ma come fai ad offenderti se ti chiamano la festa dell'unità, ma come fai a non sentirti questi unito? sono i problemi della sinistra di oggi, probabilmente. Cioè io paradossalmente potrei capire se sono è una sinistra che si vergogna di se stessa. Beh, folle però, no, scusami Oscar, tu che sei un grande lettore, ma dimmi, ma è folle o sono soltanto io? Perché io potrei anche capire, paradossalmente posso anche accettare, anche se non lo condivido e lo osteggio in tutti i miei modi, se tu decidi di chiamarmi assessor con l'asterisco perché non ho ancora deciso se sono maschio o femmina, essere umano o un animale, e quindi ci posso anche stare su questa roba qua, cioè la follia la capisco, ma festa dell'unità, ma la festa dell'unità ma è italiano, non ha un genere l'unità. È un modo di violentare la lingua, lo dici bene, è un modo di violentare la lingua italiana, e poi possiamo dirlo, lo stavo dicendo prima, è un modo di nascondere la propria identità. Certo. Evidentemente è una sinistra che si vergogna di se stessa, secondo me fanno bene, e quindi piano piano progressivamente stanno iniziando a cancellare le lettere che compongono i loro più grandi slogan, a smantellare la nostra storia, la nostra cultura. Stanno smantellando da soli, ma del resto è vero, perché se pensiamo alla sinistra che era di Berlinguer, alla sinistra di Schlein, evidentemente più asterischi ci sono, più il progresso verso la cancellazione di quello che era quella sinistra è ineludibile. E fanno bene a cancellarsi, evidentemente. Ormai, anzi, Oscar, so che qua colgo, l'abbiamo già fatto prima, quindi un massimo un minuto di battuta, perché ne abbiamo già parlato largamente prima. Addirittura lo stesso Walker McNaghy, presidente della comunità ebraica milanese, ha criticato enormemente questa sinistra, dice ormai non c'è più la sinistra
vera, non esiste più la sinistra, questa sinistra è l'ombra di se stessa, è una sinistra totalmente, ma io Un'ombra infatti, vuota. ma io dico anche, ma ben venga, ma altri 10 anni di Schlein 15, 20. Ma certo, ma guarda, ero al telefono con Walker poco fa, prima che mi chiamaste voi ero al telefono con lui perché mi complimentavo per la sua presa di posizione. Dicevamo esattamente questo, la sinistra una volta era Bobbio, era Sciascia, c'erano dei grandi intellettuali. Oggi abbiamo gente che non sa neanche indicare sulla cartina geografica dove stia Israele. Non lo sa, il sindaco Beppe Sala, lo posso dire, mi quereli anche il sindaco eccolo Beppe lì, Sala. Ecco. Beppe eccoci Sala qua. non lo sa dove sta Israele, non gliene frega niente di dove sta Israele, deve sempre fare così, cercabottista, un colpo di qua, un colpo di là, ma non c'è un'identità, non c'è la difesa di un'idea forte a sinistra, c'è solo la difesa così di qualcosa di aleatorio, relativo, tutto è relativo, anche le parole possono essere storpiate, meno male che c'è la Lega che difende le identità. E viene querelata. Allora, grazie intanto a Oscar Strano per essere stato qui con noi, presidente del comitato Salomone Rinasce, grazie a Matteo Mauri per essere stato qui. E noi è terminato il nostro tempo a disposizione, quindi vi auguriamo tutti quanti una buona serata, un buon divertimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza